TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Dalla mattinata di oggi si sono abbattuti nubifragi e conseguenti allagamenti in Veneto. Le precipitazioni più intense hanno colpito in particolare il Veneziano, dove si segnalano allagamenti nei comuni di Dolo, Pianiga, Mira, Mirano, Spinea e Martellago, oltre che a Mestre e Marghera, con criticità legate ai quartieri periferici come Chirignago, Campalto e Carpenedo. Nelle aree urbane di Mestre e Marghera si sono verificate disalimentazioni elettriche dovute all'allagamento di cabine di trasformazione, con disagi per diverse centinaia di utenze. Decine e decine gli interventi dei vigili del fuoco per prosciugare gli scantinati delle abitazioni, garage invasi dall'acqua e rami pericolanti. La giornata di oggi è stata segnata da ore di impegno straordinario, iniziato dalle prime luci dell'alba e proseguito senza interruzione per tutta la giornata, rende noto il presidente della regione del Veneto Luca Zaia. Grazie al lavoro incessante di tutte le componenti e strutture operative del servizio regionale di protezione civile, la situazione, pur rimanendo monitorata con la massima attenzione, rispetto al picco dell'emergenza sta progressivamente normalizzandosi. Per garantire il massimo sostegno ai territori colpiti ho firmato oggi il decreto che dichiara lo stato di emergenza regionale. Resta comunque attiva fino alla mezzanotte di oggi l'allerta meteo diramata dal centro funzionale della regione. Le drammatiche conseguenze della pioggia caduta in mattinata sulla città ci riportano inevitabilmente indietro di 18 anni, a quel 26 settembre a Mestre. Lezione imparata? Evidentemente no, anche se negli anni sono stati effettuati studi sulle criticità del territorio metropolitano e sono stati stanziati milioni di euro per i consorzi di bonifica. Ecco i risultati. È bastata una pioggia la cui eccezionalità è tutta da dimostrare e Mestre è andata a fondo, proprio come 18 anni prima, una situazione vergognosa e surreale. Carlo Garofolini, presidente dell'Adico, commenta così quanto accaduto in città stamattina. Ora, prosegue Adico, si apre poi tutto il tema dei rimborsi, per i quali già sappiamo cosa succederà. Tante assicurazioni negheranno i risarcimenti con le varie note motivazioni. Ovviamente, come sempre, gli uffici di Adico si mettono a disposizione dei cittadini per seguirli nelle richieste degli indennizi. Ancora cronaca. Questa mattina in via Manina, Campagna Luppia, un uomo a bordo di un'autovettura si è ribaltato ed è finito in un fossato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cavarzere alle ore 10 per soccorrere l'autista che è rimasto bloccato nell'abitacolo. L'uomo è stato successivamente affidato alle cure del personale sanitario del 118. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.